14 maggio 1987. Si spegne a New York Rita Hayworth. Già a 12 anni, la Hayworth accompagna il padre, ballerino di flamenco, in tournée. È in una di queste tournée che viene notata da un talent scout della 20th Century Fox e inizia a lavorare in una serie di film di poco conto, fino a quando, nel 1935, il produttore Harry Cohn non le procura un contratto con la Columbia. La Hayworth lavora in questo periodo con i più grandi divi del momento, Tyrone Power, Fred Astaire, Gene Kelly, e diventa un simbolo con le sue forme procaci per i soldati al fronte. Nel 1946 ottiene la consacrazione interpretando la sensuale protagonista del film Gilda. Alla fine degli anni 40 abbandona il cinema per tornarvi nel 1953, senza mai ritrovare il successo di un tempo.